Buongiorno a tutti ragazzi, quindi buon anno nuovo a tutti quanti voi da parte mia, quindi dal canale di Giuseppe Melchiorre. Quindi continueremo l'anno prossimo, quindi diciamo alla fine ci mancano poche ore, quindi auguri a tutti belli e brutti. Sì, tiene ragione Franci alla fine. Quindi diciamo che speriamo che sarà un anno migliore di questo qua che se n'è andato, quindi speriamo proprio di sì, anche se adesso ragazzi, quindi ancora non abbiamo mangiato, però ci mancano poche ore, quindi tra un po' ci scasseremo, quindi diciamo che a breve, anche se proprio a breve proprio no, so appena l'uno. Sì, siamo solo io e te al finale, Francesco, quindi abbiamo fatto una bella diretta, quindi diciamo che è così, Francesco, quindi oggi ci scasseremo di brutto, ma che ce ne importa, al finale festeggeremo l'anno nuovo così, quindi da soliti, da solite persone del sud ci hanno scassato, il detto è sempre quello lì, quindi non cambia nulla. Quindi già stiamo preparando, da stamattina sto correndo avanti e indietro, corri qua, compra questo, compra quello. Ci sta un casino esagerato qua a Salerno, quindi diciamo che davvero Salerno è bloccata perlomeno qua, siamo al centro, quindi per fare pure 2-3 km, Francesco, qua proprio devi sudare proprio, quindi sto girando dalle 10, quindi adesso ho fatto giusto giusto a tempo, avevo promesso di fare questa diretta all'una e l'ho fatta giusto giusto in tempo. Diciamo che ci sta un casino enorme, la gente proprio riempie i carrelli all'infinito, quindi diciamo che è così, ragazzi, stanno facendo la corsa a chi compra di più, quindi stasera sai quante persone vanno in ospedale? Voglia. No, Francesco, non l'ho visto, la verità. Dopo, perché te ripeto, sono tornato proprio adesso, quindi diciamo, ecco qua, vediamo, giriamo un po' la situazione. Vediamo se mi fa girare questa cosa qua. Ecco qua ragazzi, quindi adesso avevo promesso di fare la diretta io personalmente e la faccio in effetti, eccoci qua. Quindi ragazzi, come avevo promesso, mantengo sempre le parole, eccoci qua. Quindi diciamo ragazzi che qua davvero è un casino, quindi auguri a tutti ragazzi da parte mia, avevo promesso di farle in prima persona, quindi ho iniziato senza, diciamo, con l'immagine del computer, adesso invece con l'immagine mia. Quindi diciamo ragazzi che non ho visto il terremoto perché adesso mi sono collegato, diciamo, con YouTube perché, ripeto, qua a Salerno è proprio un casino, quindi corri di qua, corri di là, mamma ha dimenticato questo, qui ha dimenticato quello, chi ha dimenticato questo, quindi stiamo facendo tipo un corri-corri dappertutto, quindi poi va a fare i capelli, va a fare la barba, va a fare questo, quindi siamo stati molto impegnati, quindi oggi penso farò qualche diretta da mammino giusto per vedere cosa ci mangiamo, però non credo che farò qualche altro video prima delle 5, prima di andare da mamma, però devo vedere questo terremoto in Iran, non lo so perché sono entrato da poco a casa, quindi non lo so ragazzi. Quindi vi auguro buon anno a tutti quanti voi, buon anno a Vocatella, buon anno a Francesco, buon anno a tutti ragazzi. Quindi a parte che ci sentiremo nell'arco della giornata, comunque auguro a tutti voi un felice. Sì, sì, capello francese, sì, mi sono pelato, sì, sì. Samuele, non si cammina neanche se ti metti a piangere. Sono sceso per andare diciamo, al Conad, centro commerciale, ma zeppo così, proprio le persone proprio una addosso all'altra per prendere giusto le cose. Sai, ho detto, ma decidi che cosa dobbiamo prendere. Allora mamma ha fatto la lista, questo. Come al solito, Samuele ci manca sempre qualche cosa, quindi scendi di nuovo, vai di nuovo, sali, scendi, ma è pieno Salerno, poi stasera ci sta Irene Grandi qui al centro di Salerno, quindi ti immagina, sì sì, mi sono fatto proprio bello rasato, barba, pizzetto, quindi mi ci fatto nuovo. Ciao Mister Peppe, auguri pure a te, quindi diciamo che abbiamo perso un po' di tempo a finale, quindi questo è stato il casino, ragazzi. È una bella giornata, la verità, ma non fa freddo. La verità, vedete, sto a mezze maniche, quindi non fa freddo per il momento. Anche se stamattina, quando ho fatto la diretta,
facevano freddo esagerato, quindi poi tutte le pescherie ragazzi sono pienissime, quindi capito un anguilla, ma ci sta di tutto, secondo me stasera la gente proprio vanno proprio ospitale, proprio direttamente, proprio perché i carrelli non erano pieni ragazzi, no, erano proprio inzappati, cioè se si mettevano pure loro dentro, secondo me passavano pure loro davanti a cosa della cassa, ragazzi, ma è una cosa spaventosa proprio. La gente proprio caricava, proprio tipo sfravacatura, vedi, presente il cemento, così, caricava proprio a sbafo. Quindi diciamo che Salerno perlomeno qua è bloccatissimo, quindi il centro commerciale secondo me oggi sballa proprio. Comunque pescherie, macellerie, perché oggi è pesce, poi domani è carne, quindi mo una botta qua e una botta là. Sì, ho visto ragazzi, sì, ho visto che può nevicare, diciamo, verso il 6-7. Ci sta una forte, diciamo, percentuale che, diciamo, a sud ci sia la neve, anche a Salerno ho visto, quindi pure qua da me può darsi, però ragazzi, come sempre è meglio fare un po' alla volta perché poi va a finire che se facciamo una previsione adesso, poi è capace che cambia, quindi per adesso dice che fa la neve, però poi sa, basta un po' di vento, una cosa. Ciao, avvocato. Eh sì, piglia la freccia rossa però. Sì, sì, secondo me hanno fatto incassi record, proprio il Conad qua a Salerno, qua al centro commerciale, questo ha scassato veramente, stavano proprio le code, proprio, mi pare che stava andando allo stadio, francese, sento quando vai allo stadio che ci sta così, uguale, ci stava proprio una carrellata proprio, ho detto mamma mia, ce la faccio. Ciao Antonio, ciao. La faccia è che la London non cambia. Tanti auguri, Anto, quindi tanti auguri di vero cuore, spero che stai bene per il 2020, spero che tutti quanti stiate bene, quindi non solo tu, ma l'avvocatella, Francesco, tu, Mister Peppe, diciamo, la signora incoronata, diciamo tutti, spero che stiamo tutti quanti bene, quindi diciamo che speriamo che sia un 2020 un po' meglio, diciamo, del 2019, del 2018 e del 2017. Si vede che sei molto bravo, ma adesso ti vedo meglio. Ma la foto l'avevo messa già tante volte, quindi non è che cambio più di tanto, quindi più o meno la mia faccia l'avevano vista, quindi non è che era un'altra persona, quindi come ho sempre detto, quello che avevo messo in foto ero io e infatti sono io. Grazie Orto Fantastico, tanti auguri pure a te. Poi stasera facciamo una bella diretta per quanto riguarda i fuochi, quindi dalla mezzanotte in poi faccio un'altra diretta. Poi comunque a casa se capita qualche karaoke lo faccio perché mio fratello incomincia a bere e poi vuole cantare, quindi diciamo che può capitare se faccio il karaoke e non ci sta la musica che ci sta il copyright, posso fare una diretta, quindi se invece ci sta la musica allora non la posso fare, quindi dipende. Eufrasia, sì, la signora Eufrasia pure ci stava prima, ma non lo so. Mo sta Mister Peppe, ci sta Avvocatella, sta Antonio, ci sta Francesco. Francesco sta facendo preparazione atletica, mo. Quindi digiuno totale fino a stasera. Poi stasera che Dio ci aiuti. Quindi stasera tutti quanti ospitale, voglio. Quindi già so che stanotte chi non si sente bene qua, chi non si sente bene là, digestezza, limone, incominciano tutti quanti a non sentirsi bene a tavola, quindi diciamo che vabbè, dici tu è leggero, Francesco. Vabbè, poi rimane è carne, quindi diciamo che domani ci scassiamo ancora di più. Poi viene la Befana e ci vuole la lasagna, quindi sti feste non mai finiscono. Sì, sì, al finale sì, sì, la scivolata quella là è rimasta nella storia, proprio... oggi sì, oggi il menù è pesce, poi domani ragazzi è carne, quindi poi dipende sempre così, 24 è pesce, 25 è carne, quindi il 31 è pesce e l'1 è carne. Poi diete pure a lui, pure io devo perdere un po' di peso, quindi allora no, allora dopo la Befana no, perché il 6 a finale ci sta la lasagna, il 7 ci sta la rimanenza della lasagna, quindi se ne parla l'8 Francesco, quindi non imbrogliamo con i giorni.
Quindi già dall'8 fino a luglio, e poi ci sta Pasqua, che fa? La saltiamo Pasqua? Ma no, quindi è un caso disperato, guarda. Però piano piano ce la facciamo, dai. Sì, Samuele, sì, mamma l'ha comprato già il codechino con le lenticchie perché dice che se no dopo è malaugurio e quindi portano i soldi, queste cose qua, come siamo a sud noi. Quindi... E poi le prove di Pasqua che fa? Le saltiamo, Francesco? O no? Ha visto allora che stiamo inguaiati noi? Non possiamo stare a dieta a finale. Allora, la Befana, poi passa la Befana e viene Pasqua. Poi una girata e una votata e ci troviamo in estate. Poi un'altra volta è Natale, quindi vedi, stiamo proprio spacciati alla fine, non ci stanno santo, Francesco. Cioè proprio dobbiamo fare proprio la fame secondo me febbraio, marzo e aprile. La doccia con le lenticchie. Allora brava, perché una cosa di soldi diciamo, ma già fanno un bagno in acqua santa più o meno. Allora stasera facciamo la vasca, brava. Brava, vedi, posta carnevale, Francesco, ci siamo dimenticati il carnevale, che fai? Allora, io, la dieta proprio è un caso disperato, guardate. E tiene ragione Avvocatello, il carnevale ci hanno scordato poi. Befana, poi viene carnevale. Poi il 14 febbraio è il mio compleanno, faccio 44 anni e quindi mi scasso di nuovo a San Valentino. Quindi diciamo ragazzi, poi viene Pasqua e la dieta non la posso fare loro, non ci stanno tanto. Ma visto Francesco, hanno ragione Avvocatello al finale. Stiamo inguaiati. Beh, è un caso disperato ragazzi. Vegetariano. Eh. Papà sa che dice Francesco? Papà la chiama l'erba. Quando gli mette l'insalata a mamma, no? A volte gli mette l'insalata davanti. Dice no, io l'erba non la voglio. No, no, Antonio, non ho toccato nulla, proprio nulla, zero, ti giuro, zero, zero, proprio, neanche un panino, perché proprio stasera mi voglio proprio concentrare massimo, massimo. E Samuele, ma tu hai visto, no? Allora, viene la Befana, poi viene Carnevale, poi viene il mio compleanno, poi viene Pasqua, dimmi tu quando facciamo la dieta, dammi un momento buono, dopo Pasqua però ci mancano poco, diciamo che Pasqua capita ad aprile, maggio e giugno e luglio, e già stiamo in estate a finale, quindi non vale. In 3 mesi che perdiamo? 10 kg al massimo, tirate. E non vuoi, Francesco, stiamo poco condannati. Beati chi è, ragazzi, beati chi mangia e non ingrassa. Ci stanno amici miei che mangiano e non mettono nemmeno un chilo. No, no, Valentino, bravo, no, ma pure io sono nato il 14 di febbraio, però non mi chiamo Valentino, mi chiamo Giuseppe, quindi hanno sbagliato a darmi nome al finale. Me la chiamo Valentina, però il nome del nonno, quindi giustamente. La sauna è tutto maggio, una parola qua, non ci vuole una sauna qua. 11 aprile allora, dopo Pasqua allora, 11 aprile, 11 maggio, 11 giugno, 2 mesi solo, Samuele. Possiamo perdere 10 kg 2 mesi, non di più. Ragazzi, a volte, certe volte, molti amici miei, a parte dei scherzi, tutti quanti stanno andando a farsi quella cosa che adesso si porta proprio di moda, però io ho paura veramente, no? Adesso tutti quanti stanno facendo il bypass gastrico, è una cosa che qua a Salerno stanno facendo tutti chi, come me o come tanti come me, hanno sta tendenza a ingrassare, diciamo così. Costa i 500 euro, però ragazzi è un po' rischioso, quindi al finale la paura ci sta, però adesso sì, Camilla no, Camilla è proprio che bei passi ci fai a Camilla. Camilla, vabbè, ma Camilla non mangia, quindi Camilla non ne ha bisogno perché lui non mangia proprio, quindi oggi ti faccio l'esempio, oggi che cos'è? Oggi è Capodanno, è vigilia di Capodanno, Camillo si mangerà solo pollo e patate, tanto per farti capire Camillo cosa si mangia oggi. Cioè niente al finale rispetto a noi che incominceremo proprio dall'antipasto, dal
proprio dall'happy hour direttamente noi partiamo. Quindi bravo, non mangia Francesco, proprio zero, fa fame veramente, ma non perché non gli piace lui, quindi tiene questa fissazione che non gli piace a mangiare e buonanotte. Io invece purtroppo siamo con io e Enzo e l'altro mio fratello, non ci devono sparare per fermarci a tavola, però purtroppo poi la pancetta ci sta e non possiamo farci nulla, Francesco. Quindi avevamo pensato di andare a fare questo bypass gastrico. In effetti, che cos'è? È una resezione dello stomaco che così puoi mangiare e dimagrisci lo stesso. Mo un mio amico se l'ha fatto, la verità, ha perso 42 kg in soli 3 mesi. Però molte persone, parliamoci chiaro, ragazzi, sono anche morte, quindi non è per tutti. A volte capita che ci può stare qualche cosa che va storto. E ragazzi, preferisco tenere la pancia ma non rischiare la pelle, diciamo. Quindi sta a chi va bene, a chi no. Questo amico mio l'ha fatta e sta mangiando, Francesco, mo mangia normale, mangia tutto, cosa, e dimagrisce. Quindi è buono sì da una parte, però è pericoloso da un'altra. Poi è come ti viene, ti può venire bene, ti può venire male, poi è tutto a come ti viene, poi è fortuna. Pigliatevene malamente, per che cosa? Per perdere 10-20 kg. Penso che per perdere 20 kg non ci sia bisogno di farsi questa resezione dello stomaco, basta un po' di dieta, un po' di buona volontà finale. Poi non è che devo perdere chissà quando. Da fare in cucina. Ciao Francesco. Ciao Carolina, che pure a te tanti auguri. Quindi diciamo che è così, ragazzi. Quindi in effetti perdere peso facendo questo bypass gastrico, sì, sì, è rischioso, quindi non ci pensa proprio, quindi uno fa la dieta, la perde così i chili e basta. In effetti qua facciamo i sali e scendi, quindi una volta ingrasso, una volta dimagrisco, quindi non mi interessa proprio, non ci penso proprio, anche perché non è che devo perdere 40-50 kg, a me bastano giusto 20 kg, sto perfetto proprio. Quindi non devo fare sta cosa esagerata, quindi sì, sì, sì. No, ma io non ci penso proprio, figurati, non ci penso proprio. No, stavo parlando di questa moda che si sta portando ultimamente, che tutti quanti per dimagrire stanno facendo sta cosa così, però io non ci penso proprio, figurati. Vabbè, ragazzi, io vi auguro buon anno a tutti, quindi ci sentiamo più tardi. Un buon anno, una buona vigilia, poi ci sentiamo nel corso della giornata, sicuramente farò altre dirette da casa di mio fratello, quindi diciamo che ci vedremo ancora. Quindi ciao a tutti ragazzi e buon anno a tutti. Quindi poi man mano nel corso della giornata capiterà qualche diretta, per niente sta cantando mio fratello, qualcuno e quindi ci sentiremo comunque. Poi a mezzanotte farò la diretta per i fuochi per farvi vedere come va la situazione qua. Quindi questo è solo per dare gli auguri, poi comunque ci vedremo, diciamo, anche così. Grazie Carolina, ci sentiamo a tutti. Ciao a tutti ragazzi, ciao, auguri a tutti.